I dati che parlano di un virus tutt'altro che scomparso e la presenza di casi Covid in alcune strutture per anziani del Veneto preoccupano i vertici dell'ISRA, che nel pieno dell'emergenza è riuscita a tenere fuori dalle proprie case di riposo il coronavirus. Ci rendiamo conto che noi possiamo fare il possibile e l'impossibile, però quando entra. Siamo preoccupati per questo aumento. Non cambiano dunque le modalità di accesso alla struttura e di visita dei familiari ai propri cari. Una scelta dolorosa ma necessaria per tutelare i nostri anziani, sottolinea il presidente Michelon, che oggi ha inaugurato il Giardino dei Grani, area di 762 metri quadri donata da ISRA alla città per ringraziare quei benefattori trevigiani che negli anni l'hanno sostenuta e che prende il nome da questo grande albero. Una volta era conosciuto anche come albero del Rosario, perché dai semi di questo albero, dalla Amelia Zedarak, venivano forniti i rosari. L'apertura e la chiusura del cancello sarà affidata alle famiglie che hanno aderito al progetto Borgo Mazzini Smart Co-Housing. La prima ad aver ricevuto le chiavi la signora Vilma Bon, che non nasconde l'emozione. Grazie. Sono contenta e sono tanto grata e anche commossa adesso, perché guarda, c'è una roba bella, qui si sta veramente bene. Prossimo obiettivo di ISRA, quello di recuperare entro dicembre 2022 il vicino chiostro e aprirlo ai cittadini.